Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Dopo la bomba d'acqua, preoccupazione a Giarre per l'ingrossarsi dei torrenti. A Macchia i cittadini puntano il dito contro le istituzioni. Da queste parti nessuna prevenzione. Allarme arsenico sulla riviera ionica del Messinese. I sindaci di Nizza, Roccalumera e Ali temono che il veleno contenuto nel materiale di scavo di un cantiere e sciolto dalla pioggia degli ultimi giorni possa inquinare l'ambiente e penetrare nelle falde acquifere. Politica, ritorno al voto diretto per eleggere presidenti e consiglieri nelle province siciliane. A Palermo il centrodestra riprova 11 anni dopo l'abolizione a reintrodurre una norma che è un'eccezione rispetto al resto d'Italia. Le macchinazioni di Cosa Nostra a Catania, donazioni strumentali ad Addio Pizzo allo scopo di ottenere riduzioni di pena, il sotterfugio denunciato dalla stessa associazione antimafia. Problemi burocratici superati, in estremis arriva a Catania l'aggiudicazione a una ditta per la realizzazione della Fiera dei Morti. Soddisfatti i catanesi pronti a invadere da domenica il piazzale Scambiatore Fontana Rossa, sede della fiera. Campagna di informazione della CISL contro le aggressioni al personale sanitario, chieste nuove assunzioni nei reparti d'urgenza, l'assessore Volo attivare seri provvedimenti. Da domani a Catania il Track Tour Banca del Cuore, la campagna gratuita di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Obiettivo rendere le precauzioni accessibili a tutti. Calcio, 3 partite in una settimana, la rincorsa alla vetta del Catania passa dalle sfide contro Latina, Turris e Messina. Inglese pronto a tornare titolare. Bentrovati, dopo la bomba d'acqua Giarre si lecca le ferite e guarda con preoccupazione ai torrenti. Siamo andati a Macchia, dove i cittadini puntano il dito contro le istituzioni. Da queste parti dicono nessuna prevenzione. Tonino De Manna. L'osservato speciale ed il pericolo numero 1 era il torrente Macchia, ma ad esondare è stato il Continella, decisamente più piccolo ma ugualmente abbandonato. In un modo o nell'altro Giarre ha rivissuto l'incubo del marzo 1995, quando a causa di intense precipitazioni si contarono 3 morti e decine di feriti. Lezioni mai servite in nome di una prevenzione inesistente, perché di mezzo ci sono rimpalli di competenze tra enti. A doversi occupare della pulizia del torrente Macchia a Giarre dovrebbe essere l'autorità di bacino, ma da queste parti gli unici mezzi in movimento sono sempre quelli degli incivili, che nell'alveo scaricano ogni cosa trasformandolo in una discarica a cielo aperto. Prima io ci butto le cose, perché la gente, se siamo in Germania abbiamo paura della legge tedesca, come arriviamo a Macchia siamo così. Così come? Peggio. È una giungla, è un pallone. Prima veniva pulito, ora non viene pulito più, ogni 5 anni. Da queste parti il pericolo è in ogni stagione. Il torrente è diventato una discarica e quindi molta gente butta tutto quello che deve buttare e poi magari arriva qualcuno e dà fuoco. Decisamente diversa la situazione negli anni 50. Negli anni 50 era pulito, perché la gente ci lavorava. Giusto, c'erano i contadini, facevano i muri, facevano i seioni di contenimento, meno male era curato. È colpa dei cambiamenti climatici? La risposta sta nella saggezza di quest'uomo. Non è che ora è la colpa ora solo del cambiamento climatico. È colpa dell'uomo. Certo. Allarme arsenico sulla riviera ionica del Messinese. Il cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario di WeBuild avrebbe liberato con il materiale di scavo una quantità superiore alla norma della sostanza velenosa e le piogge degli ultimi giorni l'hanno fatto disciogliere. Francesco Triolo.
L'allarme è stato lanciato dai sindaci dei paesi di Roccalumera, Nizza di Sicilia e Dalit Terme, Giuseppe Lombardo, Alessandro Interdonato e Tommaso Michalizzi, e il caso è arrivato sino all'ARS con una convocazione alla 4ª Commissione Ambiente e Territorio, ma anche in Parlamento. La deputata Stefania Marino del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute Orazio Schillaci chiedendo quali misure intende adottare e che si faccia chiarezza in merito allo stoccaggio dei materiali. La Marino ha evidenziato come la scelta del Consorzio di depositare temporaneamente il materiale al villaggio Urra a Contesse, a Messina, una zona densamente abitata a poche decine di metri dal mare, abbia suscitato non poche perplessità e che nel cantiere di Nizza di Sicilia vi siano circa 14.000 tonnellate di materiali con concentrazione di arsenico superiore ai limiti stabiliti dalla normativa e non stoccati in vasche chiuse, tanto che lo stoccaggio da oltre 3 mesi senza adeguate misure di contenimento non solo può avere contaminato l'ambiente circostante, ma anche le falde acquifere. Sulla vicenda e su sollecitazione proprio del sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo, che è anche deputato all'ARS, si stanno muovendo sia l'ARPA che l'autorità di bacino, perché il pericolo è proprio quello che l'arsenico sciolto dalla pioggia degli ultimi giorni possa penetrare nelle falde acquifere della zona. 4 indagati e 2 società palermitane finiscono in un'inchiesta coordinata dalla Procura europea. Secondo l'accusa avrebbero usato €1 milione per fini diversi da quelli previsti dal piano del PNRR. Manlio Viola. I fondi europei del PNRR, il piano per la ripresa e la resilienza nato in Europa in tempi di Covid, in Sicilia venivano usati per scopi diversi. Almeno da 4 imprenditori che sono adesso finiti sotto accusa da parte della Procura europea al culmine di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Si tratta di fondi destinati alla transizione digitale, ecologica ed energetica, utilizzati invece per altri scopi, ma soprattutto i 4 indagati avrebbero rendicontato fra i fondi europei costi per importi sovraffatturati o, in alcuni casi, per operazioni addirittura inesistenti. Per questo è scattato il sequestro di somme di denaro e di beni per circa €165.000 per indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione e la denuncia nei confronti di 3 palermitani, 2 donne di 29 e 34 anni e un uomo di 38 anni, legati alla società palermitana La Master Arredi, che opera nel settore del commercio di generi alimentari e di arredi da bar, riconducibili al brand internazionale del caffè Bacio Nero. Secondo l'accusa, inoltre, una delle società beneficiarie avrebbe richiesto e ottenuto in parte un contributo di importo superiore rispetto a quello spettante in base ai requisiti realmente posseduti. Oltre a denunce e sequestro sono stati anche bloccati i pagamenti di ulteriori contributi che erano in arrivo. Palermo ha presentato il disegno di legge che reintroduce il voto diretto nelle province. Il centrodestra ci riprova a distanza di 11 anni dall'abolizione voluta dal governo Crocetta. Luca Ciliberti. La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS ha incardinato il disegno di legge che ripristina il voto delle ex province. Lunedì scade il termine per gli emendamenti, la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo per approvare il testo. Dopo 11 anni dalla legge Crocetta che cancellò gli enti intermedi, dunque arriva il via libera alla Commissione. Dai partiti di maggioranza del presidente Renato Schifani è emersa la volontà di portare avanti la riforma reintroducendo il voto diretto nelle ex province di Sicilia, dove il 15 dicembre si sarebbe dovuto votare con le elezioni di secondo livello come avviene nel resto d'Italia in base alla legge del Rio. Il DDL incardinato contiene 7 articoli. Oltre alla reintroduzione del suffragio universale, il testo prevede la rappresentanza di entrambi i generi in seno alla Giunta, 25 consiglieri nei consorzi con popolazione fino a 400.000 abitanti, 30 in quelli con maggior popolazione. Nelle città metropolitane i componenti del Consiglio saranno 35 per quelle con meno di 1 milione di abitanti, 40 per quelle con popolazione superiore. Il sistema elettorale previsto è quello che si adottava per gli organi delle province regionali. La notizia del blitz del centrodestra però ha subito scatenato l'indignazione delle opposizioni. Italia Viva giudica insufficiente il solo voto dell'ARS e chiede un passaggio in Parlamento nazionale. La Lega ribadisce l'autonomia dello statuto siciliano. Il PD parla di ennesimo bluff per far slittare ancora il voto di secondo livello. All'interno di Forza Italia, l'eurodeputato Falcone ha ricordato che la Corte Costituzionale già ha stoppato una prima volta il reintegramento delle elezioni e sulla stessa posizione anche il Movimento 5 Stelle. Cuffaro invece fa appello ai partiti. Dicano se vogliono rilanciare in termini consapevoli sul valore dell'autonomia regionale e sulla reintroduzione delle province, ridando la parola ai cittadini elettori. I sotterfugi di Cosa Nostra, donazioni strumentali ad Addio Pizzo
per ottenere sconti di pena. La denuncia arriva dalla stessa associazione antimafia di Catania che ha ricevuto 5 bonifici di dubbia provenienza. Emanuela Corsi. 5 bonifici per un importo complessivo di 3.500 euro a favore di Addio Pizzo Catania. Nulla di strano se non si trattasse di donazioni strumentali fatte da soggetti di spicco della mafia catanese con lo scopo di avere uno sconto di pena previsto dalla cosiddetta riforma Cartabia. A denunciarlo è la stessa associazione che di fronte alle donazioni di dubbia e discutibile provenienza critica le norme che permettono sconti di pena facili agli autori di gravi reati. La possibilità data dalla legge di riforma di giustizia Cartabia di poter accedere a sconti di pena a chi si è macchiato di reati gravi, quale per esempio quello dell'estorsione, inviando un bonifico a un'associazione come la nostra, è per noi del tutto inaccettabile. Vorrei ricordare che un paio di anni fa abbiamo raccolto circa 8.000 firme e depositato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica proprio per evitare sconti di pena a chi fosse condannato per reati gravi. Ciò che ci preme sottolineare, dice l'associazione, è che non siamo assolutamente disponibili per il futuro ad accettare simili donazioni, diventando strumento di un sistema procedurale frutto di scelte politiche scellerate che non condividiamo. Con questi 3.500 euro ricevuti, Addio Pizzo pensa di realizzare progetti a favore della collettività, che verranno comunque resi noti. La restituzione del denaro, infatti, non avrebbe impedito ai benefattori di ottenere gli sconti di pena. La Polizia Postale di Catania ha arrestato in flagranza di reato un 31enne residente in provincia trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Gli inquirenti hanno ricevuto la denuncia da parte della madre di una ragazzina di 12 anni e intanto l'associazione Meter ha scoperto e denunciato un grande archivio online di pedopornografia con materiali di bambini abusati. Problemi burocratici superati a Catania, dove in extremis arriva l'aggiudicazione a una ditta per la realizzazione della Fiera dei Morti. Soddisfatti i catanesi, pronti a invadere da domenica il piazzale Scambiatore Fontana Rossa, sede della fiera. Roberta Lunghi. Assessore, la Fiera dei Morti si fa? Sì, possiamo dire finalmente che la fiera si farà, inizierà domenica prossima alle 10:30, verosimilmente ci sarà l'inaugurazione con il taglio rituale del nastro. Tradizione rispettata dunque da domenica 27 ottobre al 4 novembre nel parcheggio Scambiatore Fontana Rossa i catanesi potranno organizzare l'irrinunciabile visita alla Fiera dei Morti, per la quale si era temuto uno stop che si spiega così. Sono arrivate solo 2 offerte, una delle 2 a dire il vero non era un'offerta per l'organizzazione ma per la partecipazione, era una signora di Trapani che abbiamo dato il nominativo agli organizzatori. Catanesi dunque soddisfatti. Se si fa in extremis va bene lo stesso, perché si faccia, perché è una tradizione, chiamano tutti i catanesi. Si deve fare, perché è una tradizione che ogni anno per i catanesi è importante. È una tradizione catanese e il catanese dovrebbe andarci a vederla, insomma. Mentre sui luoghi 30 operai sono al lavoro per l'installazione degli stand, si vara anche un piano per la mobilità. La mobilità sarà curata dal collega Alessandro Porto e stiamo prevedendo dei varchi per quanto riguarda l'uscita dall'asse dei servizi con degli agenti della Polizia Municipale, e il parcheggio verrà fatto nella zona di via Forcile a scendere verso il parcheggio di Fontana Rossa, dove c'era l'ex mercato ortofrutticolo. I medici del pronto soccorso non devono essere lasciati soli. La CISL di Catania lancia una campagna di informazione contro le violenze al personale sanitario e chiede nuove assunzioni nei reparti d'urgenza. L'assessore Volo dice attivare seri provvedimenti. Roberta Lunghi. Prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute. Nello slogan della CISL c'è tutto il senso della campagna di informazione organizzata dall'Unione Sindacale Territoriale CISL a Catania sul tema della violenza sempre più in incremento nei confronti dei medici ospedalieri di pronto soccorso, ma anche nei confronti del personale sanitario e soccorritori. A Catania l'appuntamento al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. L'attesa, che in questo momento è la causa maggiore di quello che succede nei pronto soccorsi, è dovuta
tutta ai medici che lavorano, agli infermieri che lavorano, che stanno visitando e che sono sempre sul paziente. Una giornata nata per sensibilizzare i cittadini sul tema, con la distribuzione di materiale informativo, ma anche con la necessità di coinvolgere le istituzioni. Così l'assessore alla salute volo. Dobbiamo sicuramente intervenire con provvedimenti molto importanti, molto seri, dei quali discuteremo, proprio parlavo un attimo fa con il prefetto di Palermo, e dobbiamo certamente dare delle risposte che siano, ma mi auguro anche a livello nazionale. Le richieste del sindacato sono comunque chiare. L'aggiornamento del DVR, quindi dei dispositivi di sicurezza, l'aumento del personale fondamentale, poi chiediamo la costituzione parte civile da parte delle aziende per non lasciare i lavoratori soli e soprattutto a livello nazionale chiediamo il riconoscimento di un danno morale, danno di immagine ai professionisti della salute. Da domani torna a Catania il Track Tour Banca del Cuore, la campagna gratuita di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Obiettivo: rendere le precauzioni accessibili a tutti. Simona Mazzone. Parte da Catania l'8ª edizione del Track Tour Banca del Cuore, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare che offre screening di prevenzione gratuita per i cittadini. A Catania il Jumbo Track sosterrà nel piazzale del centro fieristico Le Ciminiere dal 25 al 27 ottobre. Chi deve fare prevenzione cardiaca? Tutti, anche noi, ogni giorno bisogna fare almeno dopo i 40 anni un esame cardiologico completo di screening che permetta, come facciamo noi con una semplice goccia di sangue presa da un dito, di fare il profilo di tutto il colesterolo, soprattutto quello cattivo, quello LDL che fa venire l'infarto e l'ictus cerebrale, ma anche l'uricemia, che è un importante dato che dà il concetto dell'infiammazione che è alla base dell'infarto, dell'ictus, del cancro, e della glicemia, perché sappiamo che molti sono diabetici ma non sanno neanche di esserlo. Il Track Tour Banca del Cuore poi si sposterà a Vittoria dal 29 al 31 ottobre, alla Fiera Emaia a Trapani dal 2 al 4 novembre in piazza Vittorio Emanuele. Sempre a Catania da oggi e fino a domenica alle Ciminiere la 4ª edizione di Expo Medicina, Salone dell'innovazione tecnologica nella sanità. Simona Mazzone. L'innovazione tecnologica abbraccia il mondo della sanità nella 4ª edizione di Expo Medicina, allestita al centro espositivo e congressuale Le Ciminiere di Catania. Noi abbiamo delle eccellenze, a volte non sappiamo comunicare e spesso il paziente crede che al nord ci sia maggiore professionalità e questo no. Noi possiamo, secondo me, garantire le cure mediche a chiunque. Il Salone dell'innovazione tecnologica in sanità coinvolge operatori sanitari e istituzioni attraverso soluzioni innovative nel settore, come queste braccia meccaniche, già in uso in una decina di sale operatori d'Italia. Qual è il vantaggio rispetto al braccio umano? Beh, i vantaggi sono molteplici, sicuramente una maggiore precisione e il fatto che comunque il chirurgo si trova ad operare ad una console esterna, seduto in ergonomia. Innovazione e tecnologia alla base della sanità per il futuro, non poi così lontano se si pensa che in Sicilia la volontà è quella di migliorare tutto il comparto. Abbiamo utilizzato integralmente 160 milioni di euro per rinnovare apparecchiature e attrezzature elettromedicali, altri 104 milioni di euro sono stati messi a disposizione dal governo regionale per aziende sanitarie e ospedaliere. La modernizzazione del sistema passa anche attraverso la telemedicina e la digitalizzazione, sulla quale abbiamo fatto passi avanti importanti, e non v'è dubbio che accanto a queste iniziative l'alta leva gestionale e la risorsa umana. L'Expo Medicina resterà allestita fino a domenica prossima con stand espositivi, dimostrazioni, dibattiti e seminari. È il momento della nostra breve pausa, tra poco per il calcio, la rincorsa alla vetta del Catania e la Champions di calcio a 5. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci la ripresa con il calcio. Catania pronto ad affrontare le 3 partite in una settimana che l'attendono, a cominciare da quella di domenica contro il Latina. Toscano potrebbe far giocare titolare inglese Francesco Triolo.
Latina, Turris e Messina, il trittico di partite che attende il Catania, che può dare ai rossazzurri una svolta al campionato. Gare tutte alla portata della squadra allenata da Mimmo Toscano, che ha l'occasione di mettere in cascina punti pesanti nello sgomitare in alta classifica. Gli impegni ravvicinati possono essere un problema, ma Toscano è pronto a fare leva su tutti gli uomini a disposizione in questo momento, e poi, giocando 2 volte al Massimino, i rossazzurri potranno contare anche sulla spinta dei propri tifosi. Si comincia però con la partita contro un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata la panchina a Padalino. I laziali a tutt'oggi sono senza un vero sostituto e quindi anche indecifrabili su come arriveranno al Massimino. Un aspetto da tenere in considerazione: il tecnico etneo dovrebbe mescolare le carte a cominciare proprio dalla gara di domenica. Nella valutazione dello staff c'è l'impiego di Carpani dal primo minuto, ma soprattutto quello di Inglese, che da subentrato ha sempre fatto gol, ma domenica potrebbe giocare da titolare, prendendo il posto inizialmente di Montalto, partito dal primo minuto a Foggia. Da stabilire anche chi lo affiancherà tra Stoppa ed Andrea, entrambi alla ricerca del primo gol stagionale. Calcio a 5, buona la prima per la Meta Catania, che all'esordio in Champions batte i lussemburghesi del Differdange a segno Pulvirenti e Bocao. Stasera sfida Linz in diretta su Telecolor a partire dalle 20. Buona la prima per la Meta Catania, che davanti ad oltre 2000 spettatori batte i lussemburghesi del Differdange nel match d'esordio di Champions di calcio a 5. La vittoria per cominciare nel migliore dei modi e puntare dritto al primo posto, che garantisce l'accesso alla fase clou della competizione europea. Primo tempo di marca rossazzurra, con tante occasioni fallite d'un soffio, ma sono proprio gli ospiti ad avere la chance per passare in vantaggio. Reis però si fa ipnotizzare dal pararigori tornatore. Nella ripresa la Meta sblocca il risultato con una stoccata di Pulvirenti che fa esplodere di gioia il Palacatania. Poco dopo i padroni di casa potrebbero raddoppiare, ma Musumeci manda sul palo il pallone del 2-0, che poi arriva allo scadere con un destro di Bocao che passa in mezzo alle gambe del portiere. Secondo atto per la Meta Catania, campione d'Italia, oggi con gli austriaci del Linz, per continuare a rincorrere il sogno Elite Round. Calcio d'inizio alle 20:30, diretta su Telecolor a partire dalle 20. Non perdetela, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per il telegiornale di Antenna Sicilia è alle 20, come sapete. Grazie e buon pomeriggio.